Allora, Gino Ferraresso, lei la parola perché gliel'avevo portata via, ma incombeva la No, pubblicità. volevo dire semplicemente che il cartello delle aziende telefoniche è un po' diverso dal cartello che si vorrebbe costruire qua. No, no, io parlavo di massa critica, No, appunto, o di cioè il sistema che a un certo punto dà fastidio, sono certo, voti, chiamiamoli voti, si chiaro. possono Abbiamo capito condizionare. perfettamente, però sono proprio due cose. Quella è una corporazione, quello che invece qua si tenta di costruire tra la politica, le organizzazioni sindacali, le strutture, Ma il qua è sistema, è volontariato. far sistema. No, è un sistema per un obiettivo generale, perché questo paese purtroppo, forse uno dei problemi è che ci sono troppe corporazioni e si guarda poco gli interessi generali della collettività, purtroppo. Questo è il vero problema. Tutto qua. Che dice segretario? No, io infatti la considerazione che facevamo prima durante la pubblicità è proprio questa, che da qualche parte bisogna iniziare. Bisogna, no? ma urgentemente. Cioè, Ecco, non c'è- allora, siccome tutti si lamentano e poi alla fine, diciamo, ognuno prende l'iniziativa per il suo pezzo. Adesso c'è appunto il PD che a livello regionale ha preso in mano la discussione, come è avvenuto anche l'anno scorso, però lo fa dentro il suo ruolo, dentro quella Camera lì dei bottoni, no? Il sindacato dei pensionati in questo caso reagisce immediatamente rispetto alle cose che legge sulla stampa, c'è un cellulare che va. No, non è il mio. non è nessuno, Neanche il non mio, si sa, perché l'avevo un'entità, spento. no, va bene. Quindi bisognerebbe appunto da diverse angolazioni provare a vedere come si può risolvere la situazione. E io insisto nel dire che o ci diamo una mano per rimettere insieme i tavoli di confronto, che abbiano la possibilità di partire da dei dati certi e non da dei dati di giornale, no? E si lavora insieme per metterli, per attivarli. Faccio un esempio. Le cose che ho cercato di dire prima a livello regionale, come andrebbe affrontato, che cosa sta succedendo, se sono preoccupazioni condivise, intanto, visto che qua siamo due soggetti che a livello regionale insomma potrebbero dire delle cose, qualcuno più dell'altro, beh allora si dica, boh, facciamo un'operazione che affronti questo tema, la regione offre questa occasione di confronto, non la vuole fare chi ha la maggioranza, la facciamo comunque. Perché la regione deve una risposta a me che sono un cittadino, a me che sono un corpo intermedio che rappresento in questa regione 209.000 iscritti e se ci mettiamo tutti assieme, pensionati, siamo molti, molti di più. Allora non si può lasciare nel silenzio come sta avvenendo oppure in una reazione, no? Così come diceva Gino, quando faceva l'esempio di quello che sta succedendo a Schio e nei dintorni, no? A me va benissimo che si lavori così, che si provi a mettere insieme, diciamo, le forze, le capacità, le idee. Mi piacerebbe poi che tutto questo lavoro così importante che state facendo venisse contestualmente confrontato con le organizzazioni del lavoro, non solo perché rappresentano l'80% dei vostri costi, ma perché probabilmente rappresentano anche l'80% della vostra ricchezza. Sicuramente È vero? Allora, questo processo che dice mi accorpo perché questo libera risorse per dare soldi, cioè sì, maggiori soldi ai servizi, no? Da dare ai cittadini. Ecco, io provo assieme alle organizzazioni sindacali che mi rappresentano l'80% della mia ricchezza lì dentro a vedere come farla rendere di più. Cioè c'è bisogno di confronto in un momento in cui c'è continua divisione dappertutto e emergono le corporazioni, e questo a livello regionale e a livello territoriale, va bene? La regione non ce li dà, non si riesce a sfondare, bisogna partire a livello regionale, a livello territoriale, questo è il punto, e poi bisogna selezionare. Allora io continuo a pensare, non solo perché sono la segretaria generale regionale dello SPI, Sindacato dei Pensionati, però penso che il tema dell'invecchiamento deve tornare a diventare uno dei nodi centrali politici dell'agenda politica di chiunque abbia intenzione di governare, nazionale e territoriale. Non solo perché è una vergogna che l'Italia non abbia la legge sulla non autosufficienza come la Francia, come si diceva prima, o la Germania o da altri, no, è una vergogna perché insomma è proprio una roba di civiltà dare delle risposte, ma perché ti impone un modello anche di sviluppo economico oltre che sociale
e di riorganizzazione della sanità, se tu l'affronti da un punto di vista di una popolazione che assolutamente cambia, e ti costerebbe molto meno in prospettiva, perché banalmente avresti bisogno già adesso, ma diciamo se incominciamo a riprogettarla, di minori ospedali in futuro, che sono quelli che ci portano via soldi, Certo. sono quelli, a prescindere anche dal project, mi verrebbe da dire, col project ancora di più. Quindi va tutta riprogettata. Quindi io dico, e finisco, che c'è un problema di soldi, e io sono per dire, il PD fa la battaglia a livello regionale, lo CGIL gli dà una mano e esplicitamente dice che quella battaglia lì è giusta. Intanto torniamo ai 721 milioni, i 14 milioni li voglio, tutti. B, sempre sui soldi, voglio capire quei 61 milioni che mi mancano sugli assegni di cura e così via, sul pezzo sociale, che sono stati messi nel Fondo Sanitario Nazionale, che fine faranno? O tu Regione mi trovi... O mi dai garanzie. O insomma, mi devi dare delle garanzie. Quindi là torniamo a bomba, 1-1 palla al centro, bisogna ripartire di lì. Seconda cosa come impegno reciproco appunto è ritornare a discutere. Ritornare a discutere e fare uno sforzo entrambi, perché guardate, lo so bene anch'io, che la battaglia per gli ospedali, cioè la Turati fa sintesi, diciamo, di un'idea regionale. Poi quando mi vado a confrontare nei territori, so bene che a Montebelluna non ne vogliono sapere di riorganizzarla rispetto a Vittorio Veneto o l'altro. No, perché infatti torniamo sul discorso so degli bene. interessi. Però siccome noi siamo particolaristici. dirigenti e dobbiamo provare non solo a rispondere alla pancia dei cittadini, ma anche ad aiutarli a capire cos'è meglio per loro. Poi se ce la facciamo, tanto meglio, se non ce la facciamo ci proviamo perlomeno, ma dobbiamo anche dare delle indicazioni. E queste indicazioni appunto mi piacerebbe costruirla a prescindere dai ruoli, insisto. Cioè non è casuale la platea di oggi, provare a costruirle ognuno per il suo pezzo di responsabilità per dare dei messaggi anche di speranza, porca miseria, perché sennò, cioè io ho anche difficoltà in assemblea quando mi dicono allora andiamo sotto il comune, l'altro giorno a Mira, no? Andiamo sotto la giunta comunale, che ci starebbe pure, no? Ci sta benissimo a Mira, a protestare, però non mi basta, devo fare delle altre cose. Io vedo dei percorsi così, non vedo delle alternative. Ecco, lei rappresenta la realtà per esempio di Vicenza, perché poi torniamo al particolarismo. Ogni realtà però ha delle proprie connotazioni e se parliamo di case di riposo abbiamo un esempio emblematico, però poi ce ne sono altri anche meno. Stiamo parlando comunque della regione Veneto, perché poi se andiamo fuori regione abbiamo altre situazioni di tutt'altro genere. Lei vede la possibilità di andare a superare questa frammentazione principalmente a livello di sindacati, e questa è una prima cosa, anche perché i cittadini, io sento quando interagiscono, il fatto che ci siano sindacati diversi, che a volte non si trovano certi punti di vista, in questo momento non la vedono neanche tanto bene, cioè, oggettivamente, perché dicono, caspita, siamo davanti a delle situazioni oggettive, bisogna che almeno litigano fra di loro. Brava, esatto. E poi a livello particolaristico territoriale, perché se solleviamo la cosa non lo facciamo perché abbiamo problemi tecnici per le telefonate, quindi in questo mi scuso con i nostri telespettatori, ma abbiamo il bellunese che chiama e dice voi non conoscete il territorio di Belluno, è molto diverso da quello di Rovigo, e allora ci chiama il padovano e dice ma Vicenza è sempre Vicenza. Attenzione, e ci troviamo poi le regioni, il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, altra situazione. Io penso che come in tutte le cose, per creare sinergia, bisogna partire dal merito dei problemi, delle questioni, perché se no è complicata sotto l'aspetto sindacale, stare insieme, è complicata parlarsi sotto l'aspetto politico, è complicata addirittura per le strutture, ma anche per le stesse associazioni. Quindi io penso che bisogna partire dal merito. Cosa significa partire dal merito? Faccio un esempio. Io stamattina sono andato all'inaugurazione di un gruppo di medicina aggregata a Piovene Rocchette. 6 medici che si mettono insieme in un comune, quanti abitanti? Piccolo 8-9 mila, non lo so. 8-9 mila abitanti. C'erano 6 medici che nello stesso comune avevano un proprio ambulatorio. L'USL ha messo a disposizione la sede del distretto. Adesso questi 6 medici sono là
e adesso cominciano a dare un servizio dalle 8 di mattina alle 8 di sera ai propri cittadini. Ognuno si tiene il proprio medico, ma se non trova il proprio medico può trovare un altro medico che gli può dare una risposta. Questa cosa di Piovene non è nata ieri, l'altro giorno, è nata perché in quel territorio c'è una sensibilità politica della stessa USL, no? Per cui prima ho criticato l'USL rispetto all'ospedale di Sant'Orso, però questa USL sotto l'aspetto del territorio va dato atto che sta facendo dei percorsi grandi lì, in quel territorio, all'US 4 come all'US 6 che è quella di Vicenza. Come sindacato unitariamente CGIL, CISL, UIL abbiamo costituito dei tavoli di confronto che abbiamo chiamato osservatori e hanno la particolarità che sono osservatori trilaterali, cioè abbiamo messo insieme non l'USL e il sindacato, ma abbiamo voluto mettere insieme anche i sindaci. Bravi. Perché quando si parla di sanità non si può non parlare di sociale. E siccome pensiamo che i sindaci debbano avere un ruolo importantissimo sia nel governo sociale ma anche della sanità, Assolutamente. proprio per fare massa critica, per mettere insieme risorse, per ragionare insieme, no, per vedere insieme le questioni e cioè non in maniera corporativa, siamo riusciti a fare questo. Nel mese di marzo, per esempio, in queste due USL abbiamo già 2 tavoli di confronto che parleranno di medicina di gruppo integrata. Solo in questa maniera si può costruire, difficilmente insomma, si possono raggiungere risultati. Ma allora si ottiene di più nel piccolo o nel grande sistema? Perché a questo punto viene anche questo dubbio. Cioè, se nel mega sistema regione non si arriva a una decisione importante, poi certe cose le attua nel piccolo, la casa di posa, anziché... Cioè, veramente se uno pensa... Si fa di necessità virtù, Cioè dipende da chi hai di fronte. Cioè, dicevo all'inizio che adesso noi di fronte, come sindacato, abbiamo una giunta che non ci vuole ascoltare, una maggioranza che governa questa regione, che non attiva nessun tavolo, che li fa fallire tutti, che non ti vuole ascoltare. Dimmi tu una riforma, come può essere attuata una riorganizzazione importante come quella del piano sociosanitario, infatti sta succedendo esattamente il contrario di quel che è scritto, può essere attuata senza la rappresentanza del lavoro, che sono i lavoratori... Cioè, per far capire ai nostri telespettatori, voi non venite interpellati? Assolutamente no. Cioè, è possibile una cosa del genere? Sì, no, non è possibile una cosa del genere. Noi dobbiamo rovesciare la piramide di questa regione. Mettiamo sotto Zaia e sopra ci mettiamo i bisogni del territorio e dei cittadini. Cito un esempio, ne abbiamo parlato appena adesso, io sono assolutamente d'accordo con le considerazioni e valutazioni di Rita e Gino e colgo l'appello che lanciano alla parte politica che in qualche modo rappresento. Esempio, la questione della riforma sociosanitaria di questa regione, piano sociosanitario. È mai possibile, ed è chiara la rivolta dei territori, non si può andare a chiudere una struttura ospedaliera se io prima non garantisco quei servizi territoriali che sono in grado, a minor costo, di garantire una qualità di servizio e di garantire quei servizi ambulatoriali o di quei servizi di pronto intervento che vanno comunque garantiti in un territorio. Faccio dei tagli senza prima sopperire il diversamento del servizio. Cioè. Ma dietro a quella logica per cui ci sono ancora 22 ULSS nel Veneto, ci sono 22 ULSS perché 22 direttori sanitari rispondono a una logica politica di nomina diretta del Presidente e devono garantire tutta quella serie di, diciamo così, reparti ospedalieri, centri di costo, di medici, centri di costo e quant'altro punto. che rappresentano un po' questo modello sociosanitario. Quindi bisogna invertire, cioè rovesciare la piramide da un lato, però bisogna avere anche, questo lo dico anche alla parte politica che rappresento, bisogna avere il coraggio della sfida dell'innovazione. Dobbiamo sconfiggere anche il conservatorismo che è dentro di noi, che è legato alle stesse identiche logiche, non è che siamo esenti di colpe o di responsabilità. Per fare questo bisogna avere un progetto che riscriva sui temi che abbiamo affrontato oggi il modello di assistenza sociale, di assistenza sanitaria e che sia in grado in qualche modo
di far sentire una regione che è più vicina alle esigenze dei cittadini piuttosto che alle esigenze dei potenti che rappresentano questa regione. Questo è lo schema dentro al quale io credo che questa sfida siamo in grado di vincerla. Lo dico perché insomma se no stiamo sempre, siamo sempre preoccupati o esprimiamo sempre un elemento di disagio. È buono dare un messaggio positivo. Sono convinto che si può voltare pagina, bisogna crederci e andare fino in fondo. Pubblicità con questo messaggio positivo e costruttivo. Andiamo in pubblicità, quando torniamo facciamo un po' il punto finale della situazione, tra poco.